La seduta riprende. Ho l'intervento, adesso è iscritto a parlare l'onorevole Giristro e poi l'onorevole Venezia. Prego, onorevole Giristro. Vuoi parlare prima? Grazie Presidente, grazie colleghi, grazie Assessore. Buongiorno. Buon pomeriggio, Assessore. Allora, volevo dirle questo, Assessore, mi rivolgo prima di tutti a lei, perché lei lo sa con quale affetto e quale stima ho nella sua persona. Il problema è che lei non è l'artefice, Assessore. Forse lei è anche vittima, perché il problema non è la persona. Quando noi aggrediamo la persona non è l'assessore, non sono gli assessori in generale. Il problema secondo me è molto più serio e molto più radicato, che è quello di un governo, il sistema di governo che attualmente vige in questa regione è un sistema di governo legato assolutamente alla possibilità di fare consenso. Quindi tutti quanti siete, soprattutto chi è al governo e chi quindi investe per la Sicilia, vittime di questa parola magica che si chiama consenso. E per il consenso spesso perdiamo di vista qual è l'obiettivo vero. L'obiettivo vero che è quello di tutti i siciliani, di ogni siciliano che viva a Trapani, che viva a Siracusa, che viva a Licata, che viva ad Agrigento. E questo l'abbiamo perso, questo obiettivo, perché ogni finanziaria c'è chi cerca di portare quello che può per questo consenso, quello che può nel proprio territorio, ricordandosi che ogni siciliano è uguale a un altro. Questo l'abbiamo persa questa cosa. Quindi, Assessore, ripeto, questa finanziaria non vede questa equità. Glielo dico con tutto l'affetto e tutto. Non è equa, mi creda, non è una finanziaria equa. Avrei voluto iniziare con un discorso, ma mi sembra già meno. Potevo evitare questo mio intervento soltanto dicendo ai nostri cittadini: guardate Netflix, guardate Sicilia Express di Ficarra e Picone, che non sono dell'opposizione, sono due attori, registi, che hanno fatto una serie che fa vedere lo spaccato di questa Sicilia. Qualcuno addirittura si è anche indignato di quello che hanno detto della Sicilia. Io no, perché non credo che quello spaccato sia uno spaccato dei siciliani. Quello è uno spaccato di un malgoverno siciliano che ha data anni, decenni. Abbiamo parlato poco fa l'onorevole Burtone, che lo ritengo veramente per equilibrio, per capacità, per anzianità, ma soprattutto veramente per grande cultura, colui che mi ha anche, lo direi che mi ha veramente istruito politicamente, essendo anche sindaco. Ha detto una cosa importantissima: quello che questo governo si vanta, quello di cui questo governo si vanta, del PIL, dei numeri economici, dobbiamo ricordarci che questi numeri economici non provengono dall'operato di questo governo, ma provengono da altri numeri, dai numeri, come ha detto l'onorevole Burtone, del PNRR, da alta origine, non certamente da questo governo, perché è come se io dicessi ai cittadini, a tutti quanti, che il teatro greco, l'anfiteatro romano, che il Colosseo fosse opera mia, perché tanto ci sono qua, lo guardo, il Colosseo è frutto di un'opera mia. No,
questi numeri economici che avete portato sicuramente non vengono e non provengono da questo governo. Sicilia Express si chiama la serie Netflix, Sicilia Express, l'Orient Express. Se i nostri ragazzi, i nostri figli che vengono da Milano fossero invece che da Milano venissero dalla Libia o venissero da Tunisi, dalla Tunisia, avremmo creato non il Sicilia Express, il Gommone Express, perché questi sono i nostri ragazzi, quelli che noi mandiamo, li cresciamo, investiamo tutti i nostri averi per crescerli, per dargli un futuro, e dove finiscono questi ragazzi? A studiare o lavorare a nord. Non certamente in Sicilia. E cosa gli abbiamo inventato, visto che non abbiamo saputo fare niente per il problema dei voli? Gli abbiamo creato l'Orient Sicilia Express, così lo definirei. Non solo, gli abbiamo dato il Sicilia Express, e questo Sicilia Express ancora oggi c'è il click day, ancora oggi i ragazzi non sanno se troveranno posto, e se non troveranno posto troveranno i biglietti a 700 euro, e se non troveranno i biglietti vorrei vedere come arriveranno in Sicilia. Questo è il grande entusiasmo del click day del Sicilia Express. Allora, l'altro problema che abbiamo visto nella serie è la siccità. Ebbene, Presidente, le devo dire questa cosa che è bellissima. Se questi ragazzi non potranno prendere l'aereo, non potranno prendere il treno, c'è questa grande possibilità che possiamo imitare da Ficarra e Picone. Utilizziamo il cassonetto. C'è il cassonetto che è diventato veramente la barzelletta dell'Italia, il cassonetto che ci porta a Milano e ci riporta in Sicilia in pochi istanti. E lo stesso vale per la siccità. Ci sono oleodotti, gasdotti che portano soldi in giro per il mondo, attraversano oceani, attraversano anche il Mediterraneo. E allora utilizziamo un grande acquedotto, che forse è l'unica cosa che possiamo fare per portare finalmente l'acqua a questa Sicilia. Sanità, disastro dei disastri. Da quando l'altro giorno ho fatto un intervento in aula mi sono arrivate almeno 100 registrazioni di quello che la sanità sta facendo in Sicilia, il disastro dei disastri. Abbiamo investito tanti milioni, Assessore, dove sono i risultati? E i cittadini che me lo dicono, non sono io che sto accusando, sono i cittadini che continuano ad accusare, dove non c'è nulla più da fare. Al Policlinico, non dico quale perché non voglio inveire contro nessuno, mancano i pannolini, cioè i pazienti portano i pannolini, i medicinali, i biberon, tutti al Policlinico per i bambini prematuri. Cioè portano i pannolini, l'assessore sanità, dico ma cosa sta facendo? A Siracusa mancano le sacche di sangue. C'è l'Avis, non hanno le sacche per la raccolta di sangue. E noi che cosa facciamo? Facciamo alla fiaccolata questa sera le Olimpiadi sulla sanità? Non è corretto, Assessore, le sto dicendo cose che sono scritte, quindi non sono certamente inventate, non mi permetterei mai di inventare questa cosa. E l'altra cosa importante su cui non ci stiamo battendo è la sicurezza. La sicurezza per le strade non ha origini così improvvisate, ha delle radici molto più profonde. Quando c'è mancanza di sicurezza, quando aumentano gli stupri, quando aumentano praticamente le rapine, quando aumentano i furti in casa, gli scippi, questo deriva dalla povertà, la povertà assoluta, la delinquenza, la mafia cresce, prolifica sulla povertà. E cosa facciamo? Portiamo l'esercito per le strade? Non è lì che possiamo fare. Avete inveito contro il reddito di cittadinanza, avete inveito, e oggi cosa ci inventiamo? Il reddito di povertà. Il reddito di povertà, perché i poveri non sono cittadini praticamente. Presidente, 2 parole e ho finito, perché quello che c'è un problema molto importante, Assessore, questo la colpisce personalmente. C'è un disastro epocale, lo dice un esperto, non lo sta dicendo il politico che vuole fare consenso perché non gliene frega niente in questo caso del consenso. C'è un'emergenza sociale che riguarda i ragazzi, i bambini, i giovani,
un'emergenza psicologica, psichiatrica, di neurosviluppo, scolastica, come non si è mai verificata prima di oggi. Le faccio solo un esempio. Io sono appena stato a un convegno a Trieste dove si è parlato di questo, a Trieste, a nord. Gli accessi in pronto soccorso, accesso, Assessore, mi ascolti perché è importante, accesso in pronto soccorso per agitazione psicomotoria, tanto per capirci, quei ragazzi a 14, 15, 16 anni che spaccano tutto in pronto soccorso, sono passati in un unico pronto soccorso da 94 in 2 anni a 360. L'autismo è passato da 1500 a 50 casi, a uno ogni 50. L'ADHD, tutte queste problematiche che oggi conosciamo molto bene, Assessore, e che possiamo fare tantissimo per la prevenzione. Se parlo di queste patologie, nelle scuole, nelle famiglie, non sanno nulla. Quando io ho chiesto un emendamento che servirà al Governo per poter informare capillarmente le famiglie, gli insegnanti, i genitori, tutti quanti, e anche i maestri, che esistono dei segni premonitori che possono salvare centinaia e migliaia di vite umane, e noi bocciamo questo emendamento, Assessore, che non è un emendamento per il mio territorio, non è un emendamento per me, ma è un emendamento per la Sicilia, per la nobiltà di questo Governo. E chiudo. Sono tutte malattie prevenibili e dove la terapia e l'informazione precoce può salvare tante vite. C'è una grande siccità, Assessore, glielo dico con tutto il cuore possibile e immaginabile. Io credo che la siccità vera che c'è, la siccità più grande che c'è in questa regione, e lo dico veramente, è la siccità del buonsenso. Grazie. Grazie onorevole Giristro. Ha chiesto di intervenire, c'era la collega Marano. Prego, collega Marano. E poi l'onorevole Venezia. E poi gli altri 3 interventi del PD, perché abbiamo altri 4 interventi. La lasciamo dulcis in fundo. Prego, onorevole Marano. Grazie Presidente, Governo, colleghi. Io non capisco come i rappresentanti di questo Governo non si sentano davvero in colpa per tutte le cose inattuate, per tutti gli annunci spot che fate da inizio legislatura, perché a parte annunci spot che poi non si concretizzano in nulla di chiaramente concreto, non fate in questo Governo. E l'annuncio spot ricorrente di questo periodo è senza dubbio quello del Sicilia Express, dei siciliani che devono tornare dal nord, e questo proprio rappresenta, proprio sintetizza quella che è la pratica ricorrente di questo governo. Fare spot. Sei un siciliano che vive all'estero, anzi no, all'estero no perché è troppo complicato, sei un siciliano che vive al nord, sei disperato, non sai come tornare in Sicilia per le feste di Natale? Bene, ci pensa il Sicilia Express, musicisti, comici, attori, intrattenitori ti terranno compagnia per fare il tuo tragitto di 24 ore da Milano a Catania. Bene, bellissimo, uno spot per prendere in giro quei poveri siciliani che sono al nord, per i quali non è stato fatto nulla né per cercare di non farli andare, ma di fatto né per farli tornare, perché il governo Schifani si limita a regalare un biglietto su un treno la cui durata è di 24 ore, ma una volta l'anno, per Natale, che presa in giro, e a Pasqua, vabbè, mi suggeriscono anche a Pasqua, 2 volte, poco importa, 1 o 2 volte l'anno. Questa è una di quelle misure spot che se sentiamo in questo periodo e che rappresenta proprio quel modus operandi di questo governo. E illudiamo le persone che tanto il problema si risolve con un biglietto da Milano a Catania con
gli attori a bordo che intrattengono questi poveri siciliani. Come diceva poc'anzi il collega Giaristro, vi hanno fatto pure una serie Netflix e mi congratulo con Ficarra e Picone, perché però quantomeno il titolo Sicilia Express nella serie di Ficarra e Picone ha un senso, perché con questo cassetto della spazzatura da Catania a Milano in un minuto, Milano-Catania in un altro minuto. Ma sto nome Sicilia Express che ci avete messo voi, Express significa veloce, velocemente, rapido, perché? Per prendere in giro sempre i siciliani, per fare queste notizie, per fare questi annunci spot che non servono a nulla. Non servono a nulla, perché il problema del caro voli, per esempio, parlando sempre di trasporti, non l'abbiamo risolto con gli sconti sui biglietti aerei, perché notizie di questi giorni le abbiamo letti tutti, i biglietti sono arrivati ad 800 euro e un siciliano che vive al nord deve decidere se pagare a Natale le bollette, la Tari, l'IMU, o prendere tutto lo stipendio per pagare il biglietto di una persona per tornare in Sicilia. Quindi bisogna intervenire, è evidente, in maniera strutturale per risolvere i problemi, non con queste cose una tantum che non servono a nulla. Ma il problema, evidentemente, è che non c'è la volontà, l'interesse, l'amore per la nostra terra, l'amore per le persone che sono via e che dovrebbero tornare, per quelli che non dovrebbero andare via, per i nostri agricoltori, per i nostri lavoratori, per tutti i cittadini che hanno bisogno di sostegno e che non ne vedono, e non c'è prospettiva nemmeno nel lungo termine per risolvere tutti i problemi di cui parliamo quotidianamente in questo Parlamento. Grazie onorevole Marano. Adesso è il turno dell'onorevole Venezia. Prego onorevole. Finalmente è il suo turno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessore Dagnino, questa finanziaria era partita con buoni auspici che provenivano dai dati finanziari della Regione, che per la prima volta dopo tanti anni registravano sul fronte dell'avanzo di amministrazione il segno più, dopo una lunga stagione politico-finanziaria caratterizzata da criticità, da disavanzo, da debiti. E a questa novità per la Regione siciliana si affiancava anche un documento di economia e finanza regionale che metteva al centro alcune questioni sulla base non di giudizi soggettivi o impressioni di natura politica, ma sulla base di alcuni dati statistici significativi che potevano consentire di operare una manovra finanziaria in grado di dare delle risposte concrete rispetto a queste criticità e anche in un contesto, come dicevo, finanziario non per nulla, anzi negativo. Abbiamo avviato i lavori nelle commissioni di merito sulla base della proposta di legge di stabilità approvata dalla Giunta, una proposta per molti aspetti snella, e abbiamo purtroppo registrato che più si è andati avanti nei giorni e nelle settimane, più è spuntata non solo una nuova finanziaria, ma è, come dire, venuto meno quel ruolo delle commissioni di merito, io credo anche del Parlamento, perché sulla base degli incontri che il Presidente Schifani andava facendo con le organizzazioni di categoria, i rappresentanti dei comuni, i sindacati, talvolta con la sua stessa maggioranza, emergevano delle nuove proposte che venivano presentate nelle commissioni, in particolare nella Commissione Bilancio, per una semplice ratifica. E quindi è
in buona parte è venuto meno quel ruolo che il Parlamento poteva avere attraverso il lavoro di merito delle commissioni per non solo da una parte migliorare il testo del governo, ma dare un ulteriore impulso in termini di proposte alla legge di stabilità. A questo si affianca un esito che, come dire, stravolge nel merito e nella sostanza dunque, ma anche nella forma, una legge di stabilità che denota anche una sorta di manchevolezza da parte dello stesso Parlamento che durante l'anno non è in grado di legiferare, di fare leggi, attività legislativa su argomenti coerenti, su questioni rilevanti e utilizza la finanziaria come il luogo dove si raccolgono emendamenti di ogni tipo, alcuni dei quali non hanno nessuna attinenza con l'argomento finanziario, e alla fine è uscita una legge di stabilità che per un terzo tratta argomenti di carattere ordinamentale che probabilmente verranno già stralciati prima dell'avvio della discussione in Aula. Questo denota un fatto politico che, come dire, non in questo caso non costituisce una critica al governo, ma costituisce una sorta di autocritica anche per il Parlamento, perché molto spesso anche l'attività legislativa dei gruppi parlamentari e dei singoli deputati poi non riesce a trovare riscontro in una azione parlamentare e, come dicevo, la legge di stabilità diventa il luogo della raccolta generale. Per cui io la prima proposta che sento il dovere di fare all'assessore Dagnino e anche a tutti i colleghi è quella di stanziare delle risorse adeguate per gli esercizi finanziari 26, 27 e 28 sui fondi globali per poter finanziare leggi, un'attività legislativa che proviene sia dal Governo ma anche dal Parlamento, in grado anche di restituire, come dire, dignità a questo Parlamento che purtroppo sempre più agli occhi dei siciliani appare un Parlamento immobile e un Parlamento che non riesce a incidere nell'azione legislativa. Fatta questa premessa, passo nel merito ad analizzare la finanziaria, partendo dai dati che ci aveva consegnato il DEF, e cioè che la Sicilia sta vivendo una fase di crescita solida, una fase di crescita solida che, a mio sommesso avviso, il Governo non sta ponendo le basi affinché quest'ultima possa continuare. Io l'ho vista operare in Commissione Bilancio, Assessore, e ho visto in lei un'azione coerente di mantenere argomenti di alto livello e il più possibile ancorati alle condizioni socio-economiche della Sicilia. E di questo gliene voglio dare atto in quest'Aula. Ma quello che è successo nei lavori parlamentari, e in particolare di Commissione, riflette anche il clima politico che c'è dentro la maggioranza, la quale, come dire, pone sotto il ricatto politico l'Esecutivo per, come dire, condizionarne l'azione nella legge più importante che il Parlamento deve approvare. È nato un miscuglio di proposte di natura finanziaria e anche di ordine ordinamentale che alla fine, come dire, frammenta, polverizza le risorse, alla fine non dà un'idea, come dire, di gestione unitaria secondo una visione unitaria o secondo una strategia di ampio respiro, ma ci consegna quella antica e vecchia logica della visione particolaristica a cui purtroppo la politica siciliana è abituata ormai da molti decenni. Però rispetto a questo si intravedono delle condizioni di rallentamento della nostra economia, rispetto alle quali io credo che il Governo non abbia una piena consapevolezza e saggezza nell'intervenire. Le indicazioni congiunturali relative ai mesi estivi segnalano un indebolimento del mercato del lavoro,
un'accelerazione dell'inflazione, un calo dei consumi che sono rivisti al ribasso di 0,3 di punto percentuale rispetto alle previsioni iniziali e soprattutto un aumento sostanziale delle diseguaglianze sociali dovute a un aumento dell'inflazione e a un calo del potere d'acquisto delle famiglie, di quelle che un tempo venivano definite come ceto medio. Tutto questo sta portando ad una condizione di disagio sociale e il Governo, a nostro avviso, non interviene adeguatamente in questa finanziaria, né per dare una risposta a quelle centinaia di migliaia di famiglie che faticano a fare la spesa a fine mese, e anche i pensionati purtroppo, dopo decenni di sacrifici e di lavoro. Avevamo posto più volte, Assessore, il tema dell'emergenza abitativa che il Governo nazionale ha voluto tagliare in maniera indiscriminata e che io voglio riproporre ancora una volta in quest'Aula. A nostro avviso non è degno di un Paese civile che l'emergenza abitativa venga completamente tolta dall'agenda politica di qualsiasi governo. E mentre il Governo nazionale ha tagliato più di 20 milioni di risorse per la Sicilia, non c'è stata un'azione, un'iniziativa da parte dell'Esecutivo per inserire delle somme in grado di dare delle risposte a decine di migliaia di famiglie che vivono la condizione drammatica dello sfratto e che non riescono a pagare in maniera puntuale il canone d'affitto a fine mese. Avevamo posto anche un'altra questione che il DEF affrontava e che in un certo qual modo lanciava una sorta di allarme, e che era appunto le conseguenze delle tensioni geopolitiche e delle politiche commerciali americane sul versante delle esportazioni. Anche qui ci saremmo aspettati misure ben più consistenti rispetto alla norma che è stata uscita all'ultimo momento, senza uno studio e un'analisi seria, in grado di, come dire, non far rallentare l'export siciliano verso il continente americano che, dopo la regione Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, è una delle regioni che esporta di più negli Stati Uniti. Non abbiamo visto azioni significative sul versante dell'agricoltura, anche rispetto a ciò che sta succedendo. Siamo a dicembre e la stampa segnala gravi criticità nel sistema delle dighe regionali, carenza d'acqua non solo per le attività produttive e il comparto agricolo, ma anche fra qualche mese, se non fra qualche settimana, anche per le civili abitazioni. Io credo che l'emergenza idrica dell'anno scorso non ci abbia insegnato nulla, nemmeno quella capacità di porre rimedio al sostentamento, diciamo, delle attività umane e delle attività produttive attraverso la risorsa idrica. Io concludo, Presidente e Governo, concludo con un auspicio. Abbiamo una settimana di lavoro per poter migliorare e cambiare questa finanziaria. Noi abbiamo presentato centinaia di emendamenti che vanno nella direzione di affrontare questioni cruciali come il lavoro giovanile, il diritto allo studio, l'emergenza sociale, il sostegno concreto ai comparti produttivi, il sostegno agli enti locali. Ecco, ci auguriamo che nelle sedute di quest'Aula delle prossime ore e dei prossimi giorni possa maturare quel senso di responsabilità che ci ponga nelle condizioni non di fare una manovra prenatalizia, ma di fare una buona manovra che consenta alla Sicilia e ai siciliani di poter, come dire, riaffermare una condizione e una stagione politica che non guarda più al passato, ma con uno sguardo proteso verso il futuro. In tutto questo c'è un problema di natura politica. Io credo che la classe dirigente e l'apparato burocratico di questa Regione è stato abituato negli ultimi anni solo a lavorare nella dimensione e nella gestione delle emergenze, di tappare i buchi, di dare delle risposte immediate,
Io credo che occorrerebbe un cambio, come dire, importante, repentino, nella visione che la politica può avere di questa regione, abbandonando la logica della gestione emergenziale e lavorando serenamente, non per ottenere il consenso spicciolo nel breve periodo, ma per fare un lavoro che possa dare, come dire, dignità alla politica regionale, a questo Parlamento nel futuro. E quando parliamo del futuro parliamo dei tanti giovani che meritano di avere un futuro nella nostra terra. Grazie. Grazie. Onorevole Venezia. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cracolici. O l'onorevole Cracolici o l'onorevole Di Pasquale, non so chi è pronto. Ho gli ultimi 3 interventi. Il terzo è Catanzaro, che al momento non vedo in aula. Prego, onorevole Cracolici. Ma non nascondo, Presidente, che noi rischiamo di trasformare questa discussione sulla legge di stabilità in un déjà vu, in un dover parlare rispetto a un grado di seria attenzione da parte del Governo, della maggioranza. Cioè, l'assenza della maggioranza ormai non è un dato numerico di presenza fisica, ma è una sorta di muro che si è aperto in questo Parlamento nella possibilità di confrontarsi per migliorare le norme, ma per la verità, da quel che capisco, non c'è neanche questo muro, c'è addirittura tra il Governo e la sua maggioranza, al punto che mi pare evidente sotto gli occhi di tutti che il Governo si è in qualche modo premurato a predisporre una legge di stabilità in grado di evitare, ed è questo un atto di buona amministrazione, per il terzo anno consecutivo l'esercizio provvisorio, predisponendo per tempo una legge finanziaria. Ma dobbiamo saperlo che stiamo parlando di una legge col trucco, per una ragione. Il Governo ha predisposto un testo, 28 articoli, credo, giù di lì, per poi, nell'esame complessivo del testo da parte della Commissione Bilancio, siamo arrivati a 134. Quindi ben oltre 100 articoli, diciamo, è aumentata del 500%, diciamo, almeno nella quantità di articoli. Se poi andiamo a considerare i singoli commi di alcuni articoli che intervengono su norme già esistenti, il numero cambia di gran lunga. Ora, il tema qui non è numerico, se 28 era meglio di 134 o viceversa. Il tema è che la dimostrazione di una grande improvvisazione, cioè di un testo civetta a cui lo stesso Governo, nell'esame del testo in Commissione, ha predisposto emendamenti aggiuntivi. Cioè, quindi il Governo si è, come dire, ha modificato e aggiungendo a se stesso, alla sua proposta iniziale, credo 15-20 articoli dei 28 già esistenti, perché ha maturato probabilmente in corso, nei giorni che separavano l'approvazione del testo in Giunta al momento in cui è stato esaminato dalla Commissione, ulteriori elementi e ulteriori riflessioni per programmare al meglio le risorse previste per il 2026, 27 e 28. È un atto di buona amministrazione? No, perché lo si vede anche dalla improvvisazione con cui sono contenute queste norme nel testo. Ora, tra l'altro, io non ho capito, e devo dire, informalmente l'avevo chiesto anche all'assessore, perché ho letto in questi giorni perché ormai anche noi parlamentari, almeno noi dell'opposizione, leggiamo, diciamo, ci informano i giornali
sulla base di veline che il governo fa uscire sulla stampa. Una di queste veline era che il presidente Schifani avrebbe chiesto, non si capisce bene a chi, di snellire la legge all'esame dell'Aula. Non si sa bene a chi, perché, come è noto, i 134 articoli del testo che ha esitato la Commissione Bilancio sono stati votati dalla maggioranza e non dal resto della Commissione, perché è noto che l'opposizione a un certo punto ha ritenuto di non partecipare fatti 28 articoli nel testo iniziale, di non partecipare all'esame di ulteriori emendamenti che poi sono stati inseriti nella legge di stabilità. Quindi la prima domanda che ho fatto all'assessore Dagnino, seppur in maniera informale, è: scusa, ma questo snellimento chi lo dovrebbe fare? Mi è stato risposto: lo farà probabilmente il Presidente dell'Assemblea. A domanda al Presidente dell'Assemblea mi è stato detto: ma io ancora non ho le idee chiare, perché devo capire qual è la coerenza tra il testo approvato dalla Commissione e l'appropriatezza della legge di stabilità. Quindi siamo di fronte ad un esame in cui stiamo dibattendo e facendo una discussione generale su un testo che probabilmente non sarà quello che cominceremo ad affrontare da domani con le norme in discussione. Quindi già questo la dice lunga. Cioè, mentre nel passato si aspettavano i maxi emendamenti aggiuntivi, qui aspettiamo il maxi emendamento riduttivo, quindi non sappiamo qual è il maxi emendamento riduttivo, pertanto rischiamo di parlare di norme che poi magari scopriremo che non saranno più contenute nel testo stesso. Anche questa è una pratica inedita, perché vorrei ricordare che l'eventuale stralcio di norme da parte del Presidente dell'Ars nel momento in cui il testo entra in aula avvengono a inizio seduta, ben prima che si inizi la discussione generale, perché il Parlamento deve essere messo nelle condizioni di sapere quali articoli, dopo l'esame della Presidenza dell'Ars rispetto al testo esitato dalla Commissione, rimangono in vita in quanto coerenti e quali invece vengono stralciati. Forse sapremo, dico forse perché non è data certezza alcuna, sapremo qualcosa domani, quando cominceremo a votare gli emendamenti soppressivi o gli emendamenti modificativi all'articolato. Quindi anche questa è una procedura. Ora, io non sono uno innamorato della formalità per la formalità, ma la forma è sostanza in questo caso, proprio perché alla fine della fiera non sappiamo effettivamente quant'è l'ammontare poi finanziario e normativo di questa legge che andremo a varare. Del resto questo governo ormai ci ha abituato, pur facendo gli esercizi in tempo e non avendo gli esercizi provvisori a inizio nelle attività dei bilanci precedenti, ci ha abituato al fatto che normalmente noi ogni anno facciamo da 3 a 4 a 5 manovre di variazione, per cui il Parlamento è un variazionificio della stessa legge di stabilità iniziale, per cui probabilmente anche quest'anno a questo testo, fatto con l'urgenza di fare la legge entro fine anno, arrivata qui con 134 articoli, ma anche questa legge, anche perché si annuncia questa ingente disponibilità di residui che dovrebbero essere liberati a seguito del giudizio della Corte dei Conti sulla parifica degli esercizi che ancora non sono stati sottoposti a parifica, si annuncia un'ulteriore disponibilità di 1,5 miliardi, di 2 miliardi, che potrà trovare, operatività con le variazioni, uso il plurale perché ormai è evidente che non si può più parlare di variazione, ma di variazioni che nel corso dell'esercizio probabilmente saremo chiamati a fare. È un buon modo di procedere? No.
E non è un caso che questo modo di procedere tanto non è buono, che anche alcune norme che sono qui inserite sono norme cosiddette manifesto. Vediamo come va, vediamo se andranno innanzitutto. Ricordo una per tutti la norma che fu fatta con grande enfasi qualche anno fa, diciamo all'inizio di questa legislatura, credo che ancora Dagnino non fosse l'assessore all'economia. Lombardo, vatti a sedere. Vabbè, stessa cosa, sì. Mi ha fatto scappare, diciamo, la cosa che stavo per dire. Comunque, mi pare chiaro che siamo in presenza di un dato di incertezza, di precarietà. Dicevo, all'inizio di questa legislatura, addirittura penso che non fosse ancora Dagnino l'assessore, fu fatta una norma con una grande enfasi che avremmo dato alle imprese una parte del costo del lavoro per abbattere il costo del lavoro e consentire nuove assunzioni. Credo che fosse un finanziamento di 150 milioni diciamo, per anno, quindi 450 milioni nel triennio. 50 per anno. Salvo poi scoprire che quella norma non ha mai trovato attuazione perché la stessa non era mai stata notificata come regime di aiuto all'Unione Europea. Alcune di queste norme, l'assessore da studioso sostiene che queste norme sono autoapplicative. Io ho molti dubbi sul fatto che alcune delle norme, soprattutto quelle che sono regimi di aiuto nei confronti del sistema economico imprenditoriale, possono essere autoapplicative, perché ricordo a me stesso che i regimi di aiuto si sommano anche rispetto ai de minimis che vengono in qualche modo autorizzati. Noi rischiamo ancora una volta, ma siccome le leggi si fanno più per dichiararle che per poi verificarne l'attuazione, come facciamo una legge, tanto un comunicato stampa. Ho visto che ci sono addirittura pure 600.000 euro che l'assessore all'economia ha previsto nel suo dipartimento, nel dipartimento di cui svolge l'assessore, per la comunicazione delle leggi di cui stiamo parlando. 600.000 euro per la comunicazione, 200 l'anno. Quindi una legge che si fa una legge che non sappiamo con quale capacità poi operativa potrà mai essere attuata, ma intanto si mettono da parte delle risorse. Io quando sento parlare di comunicazione mi tremano i polsi. Sì, finisco. Presidente, una cosa è chiara. Questa è una manovra che nell'articolato la vedremo, articolo per articolo, ci saranno gli emendamenti, discuteremo, aspettiamo di sapere cosa esce e cosa entra. Una cosa è certa, ho letto le tabelle. Le tabelle ci danno un quadro. A fronte di 1.254 milioni del 2025, la spesa cosiddetta in tabella, cioè senza bisogno di nuove norme, passa a 1.353. Cioè siamo circa al 10% in più rispetto all'anno prima. Ora, se noi applicassimo questo principio, mi ascolti Presidente Assessore, del 10% in più, considerato gli effetti sul costo della vita, l'inflazione, eccetera, eccetera, mi chiedo, ma perché questo 10% in più, e forse anche di più, non è stato previsto per il Fondo per le autonomie locali, visto che da anni il Fondo per le autonomie locali continua a essere di 350 milioni, salvo poi con le riserve di fatto arrivare a 280-290 milioni. Quindi da un lato si aumentano alcuni capitoli, dall'altro lato, ad esempio, il Fondo per le autonomie locali è uno degli esempi che viene congelato come se l'inflazione non pesasse anche nel costo delle attività, dei servizi che vengono garantiti dai comuni. Cosa dimostra tutto questo? Affronteremo anche le tabelle
capitolo per capitolo, anzi vi annuncio che chiederò il voto capitolo per capitolo, per avere spiegato perché alcuni capitoli aumentano e altri no, e perché alcuni aumentano in maniera, come dire, illogica. Tutti i dipartimenti della Regione sono diventati centri di spesa, tutti hanno iniziative direttamente promosse, tutti hanno rapporti con le autonomie locali per finanziare sagre, sagrine, sagrette, tutti i dipartimenti, persino l'energia, che non ho capito bene come farà a finanziare attività direttamente promosse ai comuni su che cosa? Sul pannello fotovoltaico, però ogni assessorato è diventato un centro di spesa. L'assessorato alle autonomie locali l'aveva fatto già qualche anno fa, la stessa assessore al territorio, l'assessore alle infrastrutture attraverso fondo progettazione e fondo iniziative direttamente assessore all'economia, ma lei è l'unico scimunito che però non ha fatto il fondo per promuovere, però visto che si è fatto quello per la comunicazione e quello per far funzionare il famoso comitato degli esperti che in qualche modo deve dare la svolta economica in questa regione. Ma tutto questo lo affronteremo come dire, nel merito, nell'articolato. Io una cosa voglio che sia chiara. Assessore da questa finanziaria, se no è evidente che diventerà un problema grave sul piano politico. Non si esce se non c'è un aumento pari all'inflazione che c'è stata negli ultimi 3 anni per il Fondo per le autonomie locali. Perché non è una trattativa che si fa, come dire, come un'elargizione. Il Fondo per le autonomie locali riguarda i servizi che vengono garantiti ai cittadini. E questo è fondamentale. La Regione non è proprietaria di tutto. La Regione è un ente sovraordinato a istituzioni locali che si chiamano comuni, ai quali sono stati affidati dei compiti senza risorse. Ecco perché noi pretendiamo che il Fondo per le autonomie locali, in maniera generale e astratta, senza finanziamenti a qualche comune amico e qualche comune amico nemico no, pretendiamo un fondo in maniera astratta e generale che possa consentire a tutti i cittadini siciliani di accedere con le stesse modalità, sulla base del numero di abitanti e della densità territoriale, di poter accedere a un fondo che garantisca pari servizi a tutti i comuni. Questa è una sfida che io rilancio al Governo e che invito il Governo da qui a domattina, visto che domani cominceremo l'esame dell'articolato, di attrezzarsi non nella replica stasera, anzi, do un suggerimento all'assessore Dagnino: non replichi stasera, faccia domattina nella replica che lei vorrà fare su questo dibattito, provando a recepire quelle considerazioni che sono venute da quest'Aula da parte dell'opposizione, perché la maggioranza, come è noto, è a chi l'ha visto. Grazie onorevole Cracolici. Colleghi, rimangono gli ultimi 2 interventi a cui chiedo di rimanere nei tempi perché abbiamo sforato tutti i tempi che ci siamo dati. Prego, onorevole Di Pasquale, per lei un'eccezione rispetto ai 5 minuti a deputato, andremo a 10 minuti. Presidente, a lei la parola. Io non utilizzerò 1 minuto in più rispetto a quello che il regolamento prevede e penso che, visto che ci sono solamente 3 interventi e che siamo arrivati ancora abbastanza presto come orario, penso che ci possiamo permettere il lusso di utilizzare i tempi che sono previsti dal regolamento. Un saluto agli assessori presenti e ai colleghi. Io sono mortificato, non a caso sono intervenuto oggi, intervengo oggi perché speravo che oggi il Presidente della Regione, avevo questa speranza, potesse essere presente in Aula. Ci sono stati 3 giorni, stiamo discutendo della finanziaria, della legge di stabilità, stiamo discutendo dell'atto più importante perché non è solamente un atto economico ma è un atto politico. Scriviamo
quelli che sono i bisogni, le esigenze dei siciliani per i prossimi 3 anni. E io mi aspettavo la presenza del Presidente della Regione. Ci sono stati 3 giorni, il primo giorno non è venuto, il secondo non è venuto, il terzo giorno oggi il Presidente della Regione è stato qua presente nel palazzo, perché io da lontano l'ho visto. Cioè lui si è fatto i suoi passaggi, i suoi interventi, i suoi caminetti, il suo salotto, dopodiché non ha avuto quel minimo di delicatezza di passare in aula. Dico questo perché veramente all'inizio io mi sono complimentato con lui, quando ci ho preso a tutti in giro dicendo che qua c'è un'epoca diversa, io parteciperò ai lavori del Parlamento, e io in aula gli diedi conto dicendo sono contento Presidente, abbiamo vissuto un momento difficile durante la scorsa legislatura, ma credetemi, rispetto a Musumeci, rispetto alla presenza di Musumeci, lui è assente al 100%. Poi non parliamo di Crocetta, perché Crocetta era quasi sempre presente ai lavori d'Aula, è sufficiente vedere i lavori delle finanziarie dove il confronto era quotidiano. Perché mi dispiace che non è presente il Presidente? Perché lui durante la discussione sulla mozione di sfiducia ha fatto riferimento a 2 cose. Io mi sono preso l'intervento del Presidente. Lui ha detto che sono 2 cose che voglio toccare perché ritengo politicamente irrilevanti. Lui ha detto perché sull'antimafia nessuno può dare lezione. Lo leggo proprio perché non voglio permettermi minimamente di dire cose diverse da quello che ha detto lui. Che ho fatto io ho fatto le leggi, io e i governi di centrodestra, perché vedete, tutti siamo impegnati nell'antimafia, ma onorevole Gracolici, perché si rivolgeva a lui, mi indichi una norma legislativa antimafia forte adottata dai governi del centrosinistra. Io lo ritengo veramente offensivo nei confronti di Rognoni, di Pio La Torre, che nel 1982 approvano il primo provvedimento volto a contrastare la mafia. Io lo ritengo vergognoso, non solo una bugia, ma vergognoso nei confronti della legge 55 del 90, di Gava e Vassalli, che non erano sicuramente uomini di centrodestra, che erano uomini di centrosinistra, che hanno fatto un ulteriore rafforzamento. Cioè, per dire, come si possono dichiarare queste cose? E la cosa più grave riguarda l'Aula, riguarda quest'Aula e riguarda poi anche gli argomenti della finanziaria. Il Presidente della Regione si è permesso di dire: i siciliani dovrebbero votare cosa? Quale progetto? Non avete portato in quel banco, nei vostri banchi, uno straccio di contenuto, di progetto, di politica economica, finanziaria, infrastrutturale e continua. Cioè il Presidente della Regione ha detto che noi non abbiamo mai fatto una proposta. Ma veramente un Presidente della Regione assente come lui, che non conosce minimamente quello che succede e che succede in aula, può fare certe dichiarazioni? Una mortificazione nei confronti di un'opposizione, di una minoranza. C'è chi ha lavorato. Come si fa a dichiarare che noi non abbiamo mai fatto proposte? Com'è possibile fare una dichiarazione del genere? Mai nessun Presidente, almeno negli ultimi tempi, si era permesso di offendere il Parlamento siciliano come ha fatto lui nel suo ultimo intervento. Io al Presidente Schifani mi permetto di dirgli che il Partito Democratico, solo il Partito Democratico, ma ci sono anche gli interventi degli altri gruppi parlamentari di minoranza, solo il Partito Democratico ha fatto 295 disegni di legge, una media di 100 disegni di legge l'anno, a cui si aggiungono tutti quelli degli altri parlamentari. Ma con quale faccia si possono dire determinate cose nei confronti di un Parlamento e dei parlamentari che, nonostante sono all'opposizione, lavorano non solo nella critica, non solo in quello che è a volte l'indignazione, anche con toni accesi, ma mai nelle offese personali, ma che lavorano anche nella proposta. Cioè noi abbiamo fatto
modifiche e integrazioni sono di tutti disegni di legge per il registro pubblico dei diritti edificatori, disposizioni in materia di sicurezza e manutenzione delle reti stradali comunali, misure per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile, sono disegni di legge, nostre proposte, tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della regione siciliana e ancora aspettiamo risposte, interventi in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno delle baby gang, misure per prevenire e contrastare l'abbandono sportivo di adolescenti e giovani, valorizzazione delle aree verdi e della formazione vegetale in ambito urbano, formazione, occupazione e sviluppo nei settori della blue economy. Questi sono nostri interventi che potrebbero avere risposte all'interno di una finanziaria. Ma che non dica che siamo noi che non abbiamo proposte. Le nostre proposte, oltre agli emendamenti, sono già depositati e sono tutti depositati in disegni di legge, disposizioni a sostegno del sistema radiotelevisivo editoriale locale, disposizioni a favore degli adolescenti, le riforme per gli istituti autonomi case popolari, gli ACP che non hanno, dove ormai non riusciamo a dare casa a nessuno. Le riforme che abbiamo presentato per la macchina amministrativa regionale. Noi abbiamo fatto tantissime proposte, i disegni di legge sono agli atti, nessuno può dire che non è vero. Come può un Presidente della Regione mortificare tutto questo? Noi abbiamo presentato tantissimi emendamenti, li abbiamo fatti nelle variazioni di bilancio quadro, li abbiamo fatti nella scorsa finanziaria, li abbiamo fatti ora. Emendamenti che riguardano i giovani che stanno protestando perché non hanno le borse di studio, perché hanno bisogno dei soldi. Nel frattempo abbiamo noi i nostri ministri che gli dicono che sono poveri e comunisti, non tenendo conto che c'è un problema serio che riguarda i giovani e che riguarda le borse di studio. C'è un problema in mezzo che riguarda le piccole categorie commerciali, artigianali, agricole e zootecniche. Le attività commerciali di tutti i centri storici della Sicilia stanno morendo. Una finanziaria che non ha un occhio di riguardo nei confronti della piccola impresa, quella commerciale, quella artigianale, quella agricola e zootecnica anche. Piccole risorse, noi abbiamo una finanziaria di 1.300 milioni che non guarda tutte queste cose. Noi abbiamo avuto gli agricoltori in piazza, abbiamo avuto la Coldiretti in piazza proprio per evidenziare tutte queste carenze che purtroppo ancora oggi non ci sono, la necessità degli enti locali, quello che ha detto prima il mio collega, noi abbiamo la necessità di aumentarle il fondo, perché togliendo risorse agli enti locali ne pagano le conseguenze i cittadini. E sono veramente tantissimi gli interventi e gli emendamenti che abbiamo fatto, che voi già in Commissione Bilancio avete votato negativamente. Quindi che ci si dica tutto, diteci che non condividete le nostre proposte, ci sta, ma non potete dirci per bocca del Presidente della Regione che noi non facciamo proposte. È veramente ingeneroso e irrispettoso del Parlamento siciliano e della minoranza. Questo Presidente sta sbarellando politicamente, ci ha dimenticato di essere un Presidente liberale e ha atteggiamenti che vanno più a destra di chi siede alla sua destra. Noi abbiamo una destra che si sposta negli atteggiamenti a centro e un Presidente che sta a centro che si sposta negli atteggiamenti sempre più a destra. Ma veramente vi faccio i complimenti, ma gli amici di Forza Italia hanno fatto un'evoluzione incredibile in questa regione. Noi abbiamo necessario una finanziaria che riporti, e mi avvio alle conclusioni Presidente, che riporti di nuovo le risorse, ritorno a dire, per il diritto allo studio, perché non è possibile abbandonare i nuclei familiari e i giovani studenti. Noi abbiamo bisogno di maggiori risorse per i servizi all'infanzia, agli anziani, alle attività culturali. Noi abbiamo bisogno di politiche a sostegno delle aree interne, perché si stanno spopolando e non stiamo facendo nulla in una finanziaria di 1.300 milioni. Non esiste nulla di concreto che va verso questa direzione.
Noi abbiamo bisogno di risorse da destinare all'inserimento lavorativo delle donne, a partire dall'ampliamento delle borse lavoro con durata almeno triennale. Noi abbiamo bisogno, e sono le proposte che noi abbiamo fatto, di un sostegno all'affitto. Ormai l'affitto della casa non se lo può permettere nessuno. Qua non si parla di solo 4 poveri comunisti, qua si parla di sempre più poveri, anche non comunisti. Comunisti ormai ce n'è pochi e i poveri invece aumentano e aumentano sempre di più. Quindi noi dobbiamo avere il coraggio di riempire di contenuti una finanziaria che oggi è una finanziaria povera dal punto di vista delle disuguaglianze, dal punto di vista del bisogno. Assolutamente non affronta questi argomenti. Io mi sarei aspettato in una finanziaria di 1.300.000.000 almeno 100 milioni per l'assunzione di nuovi medici, di nuovi infermieri, di personale medico. Io questo mi sarei aspettato dalla finanziaria, e invece si è arrivato a una finanziaria che esce da 28 articoli dalla Giunta e arriva a oltre 100 articoli, 130 articoli, dove c'è di tutto tranne delle cose di cui io ho fatto appena riferimento. Io mi auguro, signor Presidente, che si possa rivedere durante questi giorni questa finanziaria, che possa diventare non la finanziaria della maggioranza e della maggioranza che pensa solamente al piccolo orticello, ma che possa diventare invece la finanziaria per la Sicilia, per i siciliani. Io mi auguro che questo possa accadere in questi giorni. La vedo dura, perché quando un Presidente della Regione neanche partecipa ai lavori d'Aula, non so come si debba ritrovare questa sintesi, ma io spero che i colleghi della maggioranza, i capigruppo, il Presidente dell'Assemblea, l'assessore Dagnino, che gli do atto di una veloce presa di coscienza del suo ruolo. Io non ne ho difficoltà a riconoscerle le cose, Assessore, così come sono stato critico all'inizio, non ho difficoltà a dirglielo ora. Il ringraziamento al Presidente della Commissione Bilancio per il lavoro fatto, però veramente ci sono troppe risorse come non ci sono mai state, ormai da tempo. Cerchiamo di dare un taglio diverso a questa finanziaria, ancora lo possiamo fare. Grazie onorevole Di Pasquale. Ho l'ultimo intervento dell'onorevole Catanzaro e poi, Assessore, eventualmente decida se fare la replica adesso oppure... Ok, vabbè. Prego onorevole Catanzaro. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, assessori presenti. Presidente Di Paola, al di là delle 3 giornate dedicate alla discussione generale, mi pare di comprendere che su un tema importante come quello della finanziaria registriamo, non me ne voglia il Governo presente in quest'Aula, l'assenza del Capo del Governo e quindi del Presidente della Regione. Lo dico per quale motivo, Presidente Di Paola? Perché ritengo che l'assenza in un momento così delicato ed importante io lo registro sempre come un fatto non positivo, ma solo ed esclusivamente negativo. Ho ascoltato gli ultimi interventi dei miei colleghi Cracolici e Di Pasquale e devo dire che noi come gruppo parlamentare del Partito Democratico abbiamo fatto il nostro percorso. Mi corre l'obbligo di ringraziare la Commissione Bilancio, ma io ringrazio i componenti del nostro gruppo parlamentare in Commissione Bilancio che hanno espletato un egregio lavoro. E proprio in Commissione Bilancio, dove Presidente Di Paola lei è stato, faccio un passo indietro e dico proprio che noi ci siamo trovati costretti ad abbandonare, prima che si concludessero
i lavori della Commissione bilancio abbiamo abbandonato la stessa Commissione, perché lei non potrà non ricordare che abbiamo continuato con l'esame degli emendamenti. Il mio collega De Leo sicuramente mi permetterà di farmi parlare. Con l'esame degli emendamenti abbiamo continuato dopo che quest'Aula ha trattato un momento particolare ed importante quale la mozione di sfiducia al Governo. Lei ricorderà che pochi giorni sono passati. Quando si è finito di trattare la mozione di sfiducia, guarda caso, un testo, Assessore Dagnino, lei stesso più volte ci siamo confrontati, era un testo, quello che la Giunta ha approvato e portato all'inizio dell'esame della Commissione bilancio, forse erano 30 gli articoli, 28, 29. Come per incanto abbiamo potuto notare che non appena noi abbiamo abbandonato per il modo di approssimazione con cui il Governo stava andando avanti, gli articoli sono diventati 134. E lo sa perché ho detto questa cosa, Presidente Di Paola, sul numero degli articoli che è incrementato in questa maniera notevole? Lo sa perché? Perché io non vorrei che la fedeltà dei miei colleghi deputati di maggioranza in quest'Aula contro il voto della mozione di sfiducia non abbia permesso o addirittura avallato l'idea che il Presidente Schifani ad ognuno ha garantito, in quota parte, a gruppo parlamentare di maggioranza o ad altro, un pacchetto di articoli che man mano ci troviamo a sfogliare il numero degli articoli, ci rendiamo conto che ci sono 40, 45, 50 articoli di carattere ordinamentale, articoli di spesa, articoli che dal mio punto di vista hanno poco a che vedere con una manovra che si chiama finanziaria e con una manovra che dovrebbe guardare in una prospettiva di bilancio regionale sia per ora che per il proseguo. E lo dico perché negli interventi che sono stati, fatti in quest'Aula abbiamo tutti sottolineato e lamentato l'assenza di interventi che mirano e che ovviamente hanno come obiettivo cose importanti. Poco fa si ascoltava, ci freggiamo, parliamo, facciamo gli incontri, cerchiamo di, come governo si cerca di dare segnali, e poi quando si va verso la direzione di parlare degli enti locali, con i fatti non c'è nulla, con le parole e con gli slogan questo governo interviene. E io dico che, Assessore Dagnino, solamente il 27% delle risorse è realmente spendibile nel 2026, oltre il 62% è rinviato al 2028. Questa manovra ovviamente manca di diversi argomenti che invece sono argomenti principali e caratterizzanti per la Sicilia. Non vedo grandi sforzi per quello che noi oggi mettiamo come gruppo parlamentare del Partito Democratico sul diritto alla salute e sulla sanità. Vediamo che c'è un incremento di milioni di euro, ma che di fatto
c'è un problema di liste d'attesa fuori controllo, una carenza di personale, tutti gli ospedali che sono in sofferenza e quindi di fatto questo governo ha avuto la possibilità in questi anni di tracciare una programmazione, ma che di fatto l'ho sempre definito è il governo dell'approssimazione e delle emergenze. Istruzione. Assessore Dagnino, io qualche minuto fa sono stato giù dove c'erano diversi studenti che protestavano, diversi studenti che protestano e che ovviamente, per carità, si rivolgono in parte a quello che è la competenza del governo nazionale, ma noi come governo regionale abbiamo presentato, noi come gruppo e come opposizione, anche degli emendamenti, perché stiamo parlando di argomenti che si chiamano diritto allo studio universitario. C'erano più di 200 ragazzi giù a protestare, ai quali ormai da tempo, da anni, non garantiamo la stabilità sia strutturale che mentale di poter studiare, perché questi ragazzi, lo sa Assessore Dagnino, si ritrovano davvero in condizioni di grande disagio a non poter nemmeno avere un alloggio nel momento in cui non percepiscono la borsa di studio e sono idonei. E noi su questo, Assessore Dagnino, siamo davvero in una condizione deficitaria. Io potrei continuare a ovviamente dire tutto quello che sono le cose che mancano in questa legge di stabilità, però voglio dire anche un'altra cosa, Assessore Dagnino. Noi come gruppi di opposizione abbiamo tenuto e continuiamo a tenere un atteggiamento che non è un atteggiamento demagogico, un atteggiamento distruttivo. Abbiamo sempre fatto il nostro lavoro con un atteggiamento che è quello costruttivo. E le dico anche che dentro la Commissione Bilancio lei ha potuto constatare che le opposizioni insieme le hanno presentato diversi emendamenti che sono mirati verso tutti quei settori che riguardano gli enti locali, le aree interne, il contrasto al disagio sociale, la impresa e il lavoro, le famiglie e le politiche sociali, la cultura, il turismo, l'ambiente, la salute. Io dico, Assessore Dagnino, ma lei invece di guardare tutto quello che sono le proposte che vengono mirate verso le siciliane e i siciliani, cosa fa? Dà spazio a tutta una serie di prerogative di gruppi o di singoli deputati di maggioranza per inserire dentro tutta una serie di norme per accontentare quello che sono gli appetiti in merito a quello che quest'Aula deve avere, perché altrimenti c'è la preoccupazione del voto segreto, c'è la preoccupazione che ovviamente le norme vengono, tra virgolette, come si dice, affossate. No, Assessore, voi avete una grande responsabilità. E poco fa il mio collega Cracolici, nel finale del suo intervento, Assessore Dagnino, ha detto: guardi Assessore, sarebbe meglio che lei, prima di poter fare una replica alle opposizioni, perché le ultime due sa benissimo repliche come sono andate, forse sarebbe il caso che domattina, e mi rivolgo in questo caso alla Presidenza dell'Assemblea, a lei e al Presidente Galvagno, Presidente Di Paola, possiate intervenire nuovamente in Aula facendoci comprendere, prima ancora che siamo noi dentro quest'Aula a dover continuare a denunciare e a dire quello che avete messo qua dentro, nefandezze, di iniziare a fare un repulis di quello che avete inserito, Assessore Dagnino, perché questa non è una finanziaria, questa è un accontentare a quello che è accaduto rispetto all'azione politica di una mozione di sfiducia nei confronti di un Presidente della Regione che continua a sottrarsi a quest'Aula. E noi allora le diciamo:
avete ancora la possibilità di poter intervenire iniziando voi su fare una grande disamina veloce e iniziare a togliere tutto quello che c'è da togliere e che non è argomento per il bene delle siciliane e dei siciliani, perché noi vi abbiamo messo dentro quali sono le proposte, vi abbiamo anche dato un consiglio, contributi rispetto a quello che erano le argomentazioni per come migliorare quei 26, 27, 28 articoli che avevate presentato. Oggi è davvero irricevibile quello che avete prodotto e portato in aula. E io dico, rivolgendomi ai miei colleghi ma anche alle opposizioni, abbiamo fatto bene ad abbandonare la Commissione bilancio. Presidente Daidone, io mi rivolgo a lei, persona per bene, abbiamo fatto bene, perché se questo è il lavoro che è stato prodotto, è davvero un lavoro che ha bisogno di essere rivisto e rivisto ancora. E un'altra cosa le dico, Assessore Dagnino, noi non abbiamo problema o aspetto temporale da rispettare. Sì, è vero, per regolamento dobbiamo completare la manovra entro giorno 20 di dicembre, però le dico che noi annunciamo sin da subito una battaglia articolo per articolo su tutto quello che ha a disposizione il Parlamento e i parlamentari. Siamo anche disponibili a dire in ogni articolo dove c'è la non condivisione da parte nostra perché riteniamo che sono articoli nulli, noi chiederemo i voti segreti. E glielo dico perché, Assessore Dagnino, davvero c'è una possibilità. Io capisco il lavoro, capisco che ovviamente ci sono state giornate, però una finanziaria di questo tipo non possiamo né riceverla in quest'Aula e nemmeno possiamo in questo momento commentarla, perché siamo partiti da 28 articoli, oggi ce ne sono 134, ma di questi 134 articoli è davvero assurdo che forse se ne possono salvare 10-15 e tutti gli altri sono carta straccia. Grazie onorevole Catanzaro, ho concluso con gli interventi dell'Aula. Assessore, lei vuole replicare adesso? Una cosa però le dico, noi comunque entro massimo le 17, 17 e un quarto. Amen. Prego Assessore Dagnino, a lei la parola. Grazie Presidente, come sempre ho ascoltato con attenzione le parecchie ore di interventi che si sono susseguite, quindi mi sembra doveroso formulare alcune repliche nei tempi naturalmente che sono disponibili. Ma naturalmente il giudizio del Governo per i lavori della legge di stabilità il giudizio è ampiamente favorevole. Noi riteniamo che questo disegno di legge di stabilità sia un disegno di legge molto coraggioso. Abbiamo portato avanti un forte focus su alcune misure di grande valore economico, concentrando le risorse, non disperdendole. E quando si dice, perché questo è un po' il mantra che si è ripetuto in questi giorni, gli articoli erano 28 e sono diventati 134, io mi limito a formulare alcune osservazioni perché i numeri non mentono. Innanzitutto dobbiamo guardare non soltanto gli articoli sulla base dei numeri, ma anche sulla base del peso economico. Ci sono articoli che pesano 1 milione, articoli che pesano centinaia di migliaia di euro, articoli che pesano 150 milioni di euro come l'articolo 1 e 50 milioni di euro come l'articolo 2. Quindi io credo che non dobbiamo pesare gli articoli per capita, ma per valore, per importanza economica e finanziaria. Allora, se guardiamo all'aspetto economico-finanziario, i 28 articoli cubano complessivamente circa 1 miliardo e 50 milioni, laddove tutti gli altri, siamo arrivati a 134 come è stato detto, quindi gli altri 116
cubano circa 260 milioni di euro. Quindi rimane, noi crediamo, il focus sulle misure di grande, noi riteniamo, importanza, di maggiore respiro, che hanno il carattere assolutamente della orizzontalità, dell'applicazione, della declinazione in norme concrete di quelle linee guida di politica economica che sono state già formulate nel documento di economia e finanza regionale. Inoltre, se guardiamo al raffronto tra gli articoli della legge di stabilità dell'anno scorso e quelli di quest'anno, in effetti la differenza quantitativa in aumento è dovuta al fatto degli articoli di natura ordinamentale, che sono, io ne ho contati poco più di 50, 55. Quindi la differenza tra gli articoli della legge dell'anno scorso, che erano una novantina, e quelli di quest'anno, se eliminiamo gli ordinamentali, addirittura siamo al di sotto del numero degli articoli, anche a volerli pesare uno per uno. La differenza quindi è stata la scelta che si è fatta in Commissione di dare spazio agli ordinamentali. Questa è stata una scelta che il Governo ha condiviso, naturalmente d'intesa con il Presidente della Commissione Bilancio. Perché? Per una semplice ragione. Prima di tutto perché quest'anno siamo in anticipo, mi fa piacere sottolinearlo, di addirittura una settimana sui lavori parlamentari rispetto all'anno scorso. Come sapete, l'anno scorso abbiamo approvato la legge di stabilità il 27 dicembre, quest'anno è stato detto un momento fa da chi mi ha preceduto, il termine di 45 giorni del regolamento scade il 20 dicembre. Quindi, essendovi più tempo a disposizione, siamo riusciti addirittura ad anticipare i tempi di ben una settimana, che non è poco, con gli spazi che sono, con l'impegno che, come potete immaginare, richiede da parte del Governo elaborare il disegno di legge di stabilità. E allora abbiamo ritenuto, perché non dare spazio agli articoli ordinamentali? Io non credo che sia corretto il principio che mi sembra che stia passando un po', per cui, come dire, magro e bello. La finanziaria magra non è necessariamente una finanziaria migliore. Più sono gli articoli, più gli articoli sono, naturalmente a condizione che gli articoli siano condivisibili, che rispondano a interessi dei siciliani nel loro complesso, non vedo un motivo per cui la finanziaria deve preferire essere limitata a un numero ridotto di interventi. Quindi quello che dobbiamo vedere è il merito delle scelte. Sul tema della decisione di alcuni partiti dell'opposizione di lasciare i lavori della Commissione Bilancio, devo dire, senza nessuna vis polemica in assoluto, noi crediamo tuttavia che la scelta di trattare gli ordinamentali sia stata una scelta condivisa. Io ho contato anche un certo numero, circa la metà degli articoli ordinamentali che sono riferibili a proposte dell'opposizione. Però, dico, su questo punto sono scelte politiche che noi rispettiamo. Quello che ci preme sottolineare è che il Governo crede in buona fede di aver operato in maniera corretta, e poi naturalmente, ripeto, le scelte politiche sono naturalmente libere e rispettate da parte di chi vi parla. Le misure qualificanti, vorrei soltanto richiamarle: decontribuzione 200 milioni, una misura assolutamente innovativa, i bonus edilizi 15 milioni. Ecco, vorrei dare una informazione all'Aula. Abbiamo avuto rilasciato nei giorni scorsi uno studio di Prometeia, che è una società di cui la Regione si avvale per supportare il servizio statistica nella formulazione delle statistiche economiche, delle analisi economiche sul territorio regionale. Ci scrive, Prometeia, come sapete, è una qualificata società operante in questo settore da molti anni, ci scrive che soltanto le due principali misure contenute nei primi articoli, decontribuzione e bonus edilizi, da sole genereranno, secondo le previsioni del modello econometrico applicato, un aumento del PIL siciliano di mezzo punto percentuale l'anno per ciascuno dei 3 anni della legge di stabilità. Quindi, ecco, da lì l'incoraggiamento perché
per le misure, per le scelte economiche del governo che hanno, contrariamente a quello che qualche volta si sente dire, la capacità concreta di intervenire sulla crescita economica. Mezzo punto percentuale è tanto, siamo a oltre 600-700 milioni di euro di PIL l'anno in più, con il conseguente maggior gettito fiscale e la realizzazione e l'implementazione ulteriore di quella politica economica che fino ad ora ci ha consentito di puntare sul dividendo fiscale, cioè sull'aumento del gettito derivante dall'aumento del prodotto interno lordo, quindi non aumento delle tasse ma aumento del gettito delle tasse a legislazione fiscale invariata. Mi riferisco inoltre alla Super ZES, da tanto tempo rinviata, peccato, sarebbe stata già applicata. Di pochi giorni fa la notizia che la ZES unica ha avuto grande successo nell'incentivare investimenti. Avremmo potuto aumentare ulteriormente e amplificare questo successo se l'anno scorso avessimo già approvato la legge sulla Super ZES, la norma sulla Super ZES che è stata più volte rinviata. Abbiamo cercato di migliorarla dandogli anche una dotazione finanziaria iniziale di 10 milioni, si potrà naturalmente, se dovesse avere successo, intervenire anche nel futuro. Le agevolazioni sull'export, si è parlato delle misure, dell'esigenza di sostenere le imprese siciliane sull'export, sebbene proprio ieri e l'altro ieri sono stati rilasciati dei dati ufficiali secondo cui la Sicilia non è arretrata sull'export, anzi addirittura ha avuto una crescita ed è stata la prima regione del Sud Italia. La misura sui nuovi residenti, anche questa è una misura innovativa, coraggiosa, che addirittura, ricordo, è stata votata all'unanimità in Commissione Bilancio. Rispetto ad alcuni rilievi, qualcuno poco fa, l'onorevole Crecoligi, diceva ma può darsi, mettiamo in discussione il fatto che la misura sulla decontribuzione possa incontrare degli ostacoli nelle regole europee. Ecco, noi abbiamo fatto, crediamo, il nostro dovere di studio e di approfondimento. Abbiamo stimato, abbiamo applicato i 150 milioni di decontribuzione nei limiti del de minimis, formulando anche i nostri approfondimenti in relazione all'impatto complessivo sul territorio regionale, oltre che naturalmente sulle singole imprese. È evidente che se un'impresa già gode di aiuti de minimis non può superare la soglia massima di 300.000 euro l'anno, 300.000 euro complessivamente nel ciclo di 3 anni del bilancio. Però abbiamo anche esaminato l'impatto macroeconomico sul territorio e il fatto che questa misura possa, a nostro giudizio, avere spazio di compatibilità con i vincoli delle regole europee. Ora, in relazione alle osservazioni che io ho sentito formulare, ecco, ci fa piacere che la discussione generale si sia articolata nell'arco di più di una settimana, perché dalla settimana scorsa ad oggi vorrei dare questa informazione a chi mi ha preceduto sui temi che sono stati sollevati. Il Governo ha, come cerchiamo sempre di fare, recepito. Onorevole Catanzaro, volevo rispondere anche alla sua osservazione. Onorevole Catanzaro, volevo rispondere in particolare alla sua osservazione. Il Governo ha cercato di recepire quei rilievi che sono sembrati fondati, intervenendo su alcune misure del disegno di legge di stabilità. Innanzitutto sul tema dell'eccessivo numero di ordinamentali. Guardate, se il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, nell'esercizio delle sue prerogative, dovesse ritenere di stralciare gli ordinamentali nel loro complesso per difetto di attinenza, questa è una scelta che naturalmente il Governo regionale rispetterà. Non ci opporremo ad un eventuale stralcio degli articoli di carattere ordinamentale nel loro complesso. Gli articoli ordinamentali ce li troveremmo già comunque fatti, potrebbero essere utilizzati e riportati in un nuovo disegno di legge da votare e da trattare immediatamente dopo la ripresa all'inizio dell'anno nuovo. Quindi nulla, questo, abbiamo fatto un lavoro, ce lo troviamo, se è un lavoro condiviso lo si porta avanti, ci rimetteremo certamente alle scelte del Presidente dell'Assemblea regionale in ordine alla trattazione degli ordinamentali. Il tema più volte agitato da molti deputati dell'opposizione, ma in qualche caso anche della maggioranza, degli spazi finanziari per i comuni. Ecco, come è già noto dalla stampa, si è fatto un lavoro in questa settimana per aumentare il fondo
di trasferimento ordinario di parte corrente a favore dei comuni. E vorrei dare l'annuncio all'Aula che ho depositato proprio oggi un emendamento sul fondo di trasferimento ordinario, sull'articolo 11 sul fondo per i comuni, che prevede 30 milioni di euro di risorse in più per i comuni. Porteremo in particolar modo il fondo di trasferimento ordinario da 350 a 365 milioni di euro, aumentandolo di 15 milioni, e in più proponiamo lo stralcio di ben 15 milioni di euro di riserve al di fuori del fondo, in modo che possano essere finanziate al di fuori del fondo di trasferimento ordinario, in modo da ridurre per la prima volta in modo significativo l'ammontare delle riserve su cui alcuni deputati dell'opposizione hanno mosso i loro rilievi. Qualcuno ha detto: chiederemo il voto segreto su tutte le riserve. Allora, io credo che dobbiamo essere anche oggettivi. Le riserve sono fisiologiche. È corretto, riteniamo che non bisogna eccedere nelle riserve. Con questa operazione noi andremo a ridurre il valore delle riserve al di sotto del 10% del valore del fondo di trasferimento ordinario. Credo che sia un livello fisiologico e credo di avere in questo modo interpretato le richieste che sono venute non soltanto dall'opposizione ma anche da alcuni deputati della maggioranza nelle interlocuzioni che vi sono state questa settimana. Inoltre si interviene sul precariato, l'ha detto il Presidente della Regione, è stato un mantra di questo governo, del governo Schifani, di non fare nessun nuovo precario, ma cercare di risolvere il precariato storico, che è una delle pagine più vergognose della storia recente di questa Regione. Il precariato storico va eliminato. E allora si è intervenuto con ben 41 milioni di euro dei forestali, raccogliendo le istanze che sono arrivate nel tavolo di maggioranza, ma si è fatto anche di più. Si è posto il problema degli ex precari degli enti locali e si sono previste, nell'ambito dell'accordo con ANCI, quindi condiviso dall'Associazione dei Comuni Italiani Sicilia, l'aumento per 10 milioni di euro del numero delle ore, per dare un segnale e consentire agli enti locali di aumentare la disponibilità di giornate. Ma questa norma, al di là dello spazio finanziario, ha un'altra. Nell'accordo con l'ANCI c'è un altro importante intervento, quello che stabilisce che i rientri, le risorse libere, più propriamente che i rientri del fondo per il precariato da 190 milioni, man mano che vanno in pensione i precari assunti, vengano destinate all'aumento del numero delle ore, in modo da costruire un percorso certo per l'aumento delle ore in modo stabile, e non affidarci a delle scelte occasionali: 10 milioni quest'anno, magari l'anno prossimo ce ne sono di meno e se ne mettono meno. Abbiamo creato le basi per risolvere in modo stabile il problema dell'aumento delle ore per i precari degli enti locali, per gli ex precari degli enti locali. Ancora oggi siamo stati insieme al Presidente della Regione, abbiamo lavorato all'altra questione, quella dell'aumento delle ore dei PIP. È uscito da poco fa il comunicato di Palazzo d'Orleans: si portano a 24 ore tutti i PIP, sia coloro che partivano da 18 ore e mezzo, sia coloro che partivano da 20 ore. È uno sforzo finanziario ulteriore di 9 milioni di euro e si consente inoltre anche per i PIP che operano presso gli enti regionali e quindi non per l'amministrazione regionale, se questi enti hanno uno spazio finanziario per portarli ancora oltre il limite delle 24 ore, si prevede nella norma questa possibilità. Quindi abbiamo cercato davvero di porre in essere tutti gli sforzi per risolvere le questioni che sono state poste non soltanto dall'opposizione ma anche da alcuni deputati della maggioranza, naturalmente in questo secondo caso nell'ambito di interlocuzioni che sono meno portate all'esterno nei lavori d'Aula, perché è fisiologico che il Governo ha un rapporto strutturato con i propri deputati di maggioranza. Ma voglio dire, anche le richieste dell'opposizione sono, mi pare, nello stesso senso rispetto alle misure che ho menzionato. Altra notizia che vorrei dare a codesto Parlamento: il Fondo Piccole Opere, che è stato richiamato in numerosi interventi, il fondo che attualmente nel testo base prevedeva 50 milioni di euro. In relazione a questo fondo ho presentato poc'anzi l'emendamento soppressivo, con la previsione di spostare
le risorse nei fondi globali affinché siano poste a disposizione di interventi legislativi di altra natura e di più ampia natura e naturalmente con tutte le scelte che questo Parlamento vorrà fare. Quindi andiamo in aula con un ammontare maggiore di fondi globali spostandolo dal fondo piccole opere. Naturalmente sono disponibilità che il Parlamento potrà scegliere di utilizzare secondo, naturalmente con le procedure che conosciamo. Inoltre un'altra norma che ha creato obiezioni, la norma che noi non abbiamo inteso come territoriale relativa alle imprese danneggiate dai lavori sulle strade. Si è detto ma perché soltanto le 3 città metropolitane? A noi era stata presentata un'esigenza prevalentemente dei comuni ricadenti nelle 3 città metropolitane, ma voglio dare un'altra informazione nuova a questo Parlamento. Ho poc'anzi presentato un emendamento che aumenta di 1 milione di euro questo fondo per le imprese danneggiate e lo estende a tutte le province del territorio regionale, quindi all'intero territorio e non più soltanto alle 3 aree metropolitane. Anche in questo abbiamo col Presidente della Regione ritenuto di raccogliere le obiezioni del presunto carattere territoriale di questa misura estendendola in maniera orizzontale. E infine questa norma sul bollo auto, in particolare il comma 3, su cui tanto si è focalizzata l'attenzione dell'opposizione per aver letto provincia di Bolzano e Trento. Anche su questo, al fine di eliminare qualsivoglia presunzione che quel comma, la misura in sé mi pare che non sia stata contestata perché genera benefici di carattere orizzontale, ho presentato, d'intesa col Presidente della Regione, l'emendamento soppressivo del comma 3 che contiene il riferimento alla provincia autonoma di Bolzano e Trento al fine di eliminare ogni equivoco. Noi riteniamo che quel comma 3 avesse soltanto una finalità, anti-elusiva, anti-abuso di quella norma perché serviva semplicemente a dare il rateo per coloro che decidessero di spostarsi da altre regioni in Sicilia nel corso dell'anno. Però poiché questa norma tante obiezioni ha sollevato, abbiamo depositato l'emendamento soppressivo. Infine, quindi crediamo che possiamo avviare domani la votazione con il massimo sforzo almeno da parte del Governo e con le migliori intenzioni di arrivare nei tempi previsti dal regolamento a dotare la Sicilia e a dare ai siciliani una legge di stabilità che attualmente arriva al valore di ben 1,3 miliardi di euro. È una grossa legge di stabilità. Non mi dolgo in alcun modo, anzi ho apprezzato il profilo garbato degli interventi dell'opposizione che hanno fatto naturalmente, come è naturale, il loro lavoro, hanno svolto il loro compito. Devo soltanto limitarmi ad una replica perché sebbene non sia qui presente, all'onorevole Lavardera. Vorrei dirlo perché io ho ascoltato lunedì scorso un intervento purtroppo ancora una volta mi sembra sopra le righe. Allora su quello c'è stato, sebbene l'onorevole Lavardera non sia presente, si doleva del fatto che io potessi alzare per un secondo il telefonino per dire a qualcuno ti richiamo dopo, e però lui al momento della replica non ci dà la cortesia di ascoltarci in presenza. Io credo che utilizzare locuzioni come quella utilizzata a delinquenti politici sia un gesto di irresponsabilità. Sono gesti che generano odio nella cittadinanza, lo stesso odio che è stato generato a carico della collega Savarino, alla quale vorrei rinnovare i sensi della mia sincera solidarietà. L'odio non è utile alla politica, crediamo, non è utile alle istituzioni, non è utile ai siciliani. Non condividiamo queste forme di vendita, di indignazione low cost, potremmo dire, potremmo definire vannamarchismo della politica. Crediamo che sia importante moderare i toni nella corretta dialettica che l'opposizione e la maggioranza devono avere. Non occorre instillare odio nei cittadini, e instillare odio non risolve i problemi della Sicilia. Ci è stato addirittura rivolto un invito a querelarlo. Noi voglio dargli questa notizia: non lo quereleremo perché gli insulti
qualificano soltanto chi li usa. Il governo Schifani non utilizza gli insulti, noi rispondiamo semplicemente con i fatti, assumendoci la responsabilità di correggere eventuali storture se ve ne sono, ed è giusto che vengano segnalate, ma con i toni che siano toni corretti, nella corretta dialettica politica e che non superino le righe. Ci prendiamo la responsabilità di risolvere i problemi e di portare risultati concreti, e con questo auspicio crediamo che il Parlamento potrà esaminare con serenità gli articoli del disegno di legge di stabilità che sono sottoposti alla vostra attenzione. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Assessore. Colleghi, la seduta è riconvocata per domani mattina alle ore 11.30 alle ore 11.30 con all'ordine del giorno la discussione dello schema di bilancio di previsione del triennio 2026, 2027, 2028 dell'Assemblea regionale siciliana, quindi questo è come primo punto all'ordine del giorno. Dopodiché il bilancio di previsione della regione siciliana per il triennio 2026-2028 e dopodiché andremo a discutere la legge di stabilità. La seduta è chiusa.